Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il Sussidiario.tv. Queste le notizie di oggi, 1 aprile 2026. L'Italia manca ancora il mondiale. La Lega chiede le dimissioni di Gravina e una rifondazione del calcio azzurro. Al Parlamento tornano protagonisti immigrazione, sicurezza e riordino della polizia locale. Trump promette la fine rapida del conflitto con l'Iran e chiude ai negoziati farsa con Teheran. Dall'Europa arriva la solita risposta alla crisi energetica. Sacrifici per famiglie e imprese, dogmi per tutti. Salvini e Giorgetti rilanciano. Meno tasse, meno patto di stabilità, più ossigeno all'economia reale. E sul fronte autonomia, il nord produttivo torna al centro della riforma federalista. Restate con noi. I servizi e gli approfondimenti di oggi sono subito in arrivo. Italia eliminata. Vergogna azzurra. La Lega. Gravina si dimetta. Va rifondato tutto. Ancora fuori. Ancora una delusione che non può essere letta solo come un incidente sportivo. L'Italia manca il mondiale e si riapre il tema delle responsabilità di chi guida il calcio italiano. La Lega ha preso una posizione netta. Serve un cambio ai vertici. Non è una reazione emotiva, ma una valutazione politica su risultati che negli ultimi anni non sono stati all'altezza. Da qui la richiesta di dimissioni di Gabriele Gravina e di un progetto di rilancio fondato su merito, responsabilità e visione. Chi guida deve rispondere dei risultati e quando questi non arrivano, cambiare diventa una scelta coerente e doverosa. Immigrazione, sicurezza, polizia locale. Il Parlamento rimette al centro i problemi di tutti. Per anni ci hanno spiegato che parlare di sicurezza era rozzo, che parlare di immigrazione era divisivo. Il risultato lo conosciamo: quartieri lasciati soli, illegalità spacciata per inclusione. Adesso il Parlamento rimette al centro questi temi: controllo dell'immigrazione, sicurezza pubblica, presenza dello Stato sul territorio. Al Senato arrivano la mozione sul fenomeno migratorio e il decreto sicurezza pubblica. Alla Camera si mette mano al riordino della polizia locale. Meno chiacchiere sociologiche, più strumenti concreti per difendere i cittadini onesti. Meno ideologia, più sicurezza, meno alibi, più presidio. In una parola, normalità. E oggi in Italia la normalità è già una battaglia. Trump, la guerra sarà presto finita. Iran, il Papa invoca una via d'uscita, gli Stati Uniti accelerano. Trump non è il guerrafondaio dipinto da certa stampa. È il leader che colpisce duro un regime pericoloso e proprio per questo può aprire una via d'uscita credibile. Papa Leone gli ha chiesto di fermare la guerra. Trump ha risposto puntando a una conclusione rapida e a impedire all'Iran di arrivare all'arma nucleare. L'obiettivo non è l'escalation infinita, ma neutralizzare una minaccia strategica. Rubio ha chiuso ai negoziati farsa con cui Teheran compra tempo. La pressione funziona perché la forza, guidata da un obiettivo politico, può servire a ottenere la pace. Non si arriva alla stabilità fingendo che il problema non esista. Crisi energetica? La soluzione dell'Europa: stare a casa. Bruxelles scarica il costo su famiglie e imprese. Nella crisi energetica, l'Unione Europea riesce sempre nell'impresa peggiore, non risolve nulla e pretende di impartire lezioni. Il messaggio da Bruxelles è desolante. Preparatevi ai sacrifici, consumate meno, state a casa. Famiglie e imprese pagano, l'eurocrazia pontifica. Il caro greggio spinge l'inflazione, le bollette mordono, i carburanti pesano su trasporti e lavoro. Bruxelles continua con i suoi dogmi, dagli ETS al Green Deal, come se la realtà dovesse adeguarsi ai formulari dei funzionari. Il conto, come sempre, arriva sul tavolo del ceto medio. Salvini e Giorgetti contro tasse e dogmi. Meno fisco, meno patto di stabilità, meno UE. Il centrodestra deve tornare dove vive il suo popolo, l'economia reale. Non nelle alchimie sulla legge elettorale, ma nelle tasche del ceto medio spremuto da anni tra tasse, regole e vincoli europei.
I due fronti veri sono un taglio fiscale serio e la sfida al patto di stabilità. Salvini e Giorgetti indicano una linea nitida: alleggerire il carico su partite IVA, artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. Meno tasse e meno vincoli europei non sono slogan, sono il minimo sindacale per restituire ossigeno al paese produttivo. Federalismo fiscale e autonomia, avanti tutta. Il nord produttivo chiede rispetto, non elemosina. Il federalismo fiscale e l'autonomia non sono un capriccio identitario, ma il tentativo di rimettere ordine in un paese che tratta da troppo tempo i territori produttivi come bancomat silenziosi. Chi amministra bene deve poter premiare i cittadini con servizi migliori. Chi amministra male non può scaricare tutto sugli altri. La riforma va avanti. Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria tornano al centro di un percorso su servizi, finanza pubblica e responsabilità. Prima ancora che di efficienza, è una questione di rispetto. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. San Siro, il modello Milano crolla. Inchiesta e 9 indagati. La sinistra perde la faccia. L'inchiesta su San Siro, con 9 indagati, apre un problema politico che riguarda il modello Milano. Per anni la città è stata raccontata come esempio di amministrazione efficiente. Oggi le questioni emerse attorno allo stadio impongono una riflessione più critica. Il dibattito solleva interrogativi su metodo, trasparenza e rapporto tra interesse pubblico e grandi operazioni economiche. La tenuta complessiva di quel sistema decisionale viene ora messa in discussione. La sinistra milanese deve dimostrare con i fatti, non con le dichiarazioni, che il modello regge anche sotto pressione. Campo largo, guerra interna. Conte corre, Schlein si pianta. Grillo porta M5S in tribunale. Più che una coalizione alternativa, il campo largo somiglia a un condominio litigioso. Conte accelera, Schlein non molla. Grillo torna a picchiare sul simbolo del movimento. Mentre il centrodestra torna sui temi che contano, il centrosinistra si abita su leadership primarie e rapporti di forza. Il punto è netto: il centrosinistra non è bloccato da Meloni, è bloccato da se stesso, dai suoi ego, dalle sue faide, dall'incapacità cronica di scegliere tra il narcisismo dei leader e una linea politica riconoscibile. Altro che alternativa di governo. Khamenei promette pieno sostegno a Hezbollah. L'asse antioccidentale si scopre, altro che moderazione. Il messaggio di Khamenei a Hezbollah toglie ogni alibi e ogni illusione su una presunta moderazione del regime iraniano. Teheran non è un normale interlocutore internazionale, è il centro di una rete ostile all'Occidente, a Israele e alla stabilità del Mediterraneo. Ribadire il pieno sostegno alla cosiddetta resistenza conferma che il regime continua a investire nella guerra per interposta persona. Con l'Iran servono chiarezza, pressione e forza dissuasiva. Chi finanzia la guerra per procura non cerca la pace, cerca di piegare i suoi avversari. E con quest'ultima notizia per oggi è tutto. Un saluto a voi e l'augurio di una buona giornata. L'appuntamento con il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv torna domani. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con